Cartelli posizionati, tutto pronto a Treviso per l'entrata in vigore dell'ordinanza antismog che dal 1 ottobre al 31 marzo limiterà la circolazione veicolare nel territorio comunale dalle 8.30 alle 18.30. I blocchi cambieranno a seconda del livello di allerta. Verde, stop ai veicoli a benzina fino a Euro 1 e diesel fino a Euro 3. Arancione, il divieto si estende anche alle auto diesel fino a Euro 4. Rossa, si aggiunge lo stop ai mezzi per il trasporto merci Euro 4 nella fascia oraria 8.30-12.30. Le sanzioni partono da subito. Chiaramente noi abbiamo chiesto un'attenzione a far capire soprattutto agli utenti quelle che sono le norme, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso, in realtà pochissimo, e quali saranno le direttive da seguire da qua fino al 31 marzo. Molte le deroghe, l'elenco completo sul sito del comune. Da tenere presente il reddito, esentato dai blocchi, che ha un reddito ISEE inferiore ai 9.360 euro, e l'età, e proprio per informare gli anziani è in distribuzione un vademecum. Stiamo andando un vademecum a tutti i centri anziani per avere un vademecum soprattutto per loro molto più comprensibile di quello che è, diciamo, il politichese o il burocrate, e dove troveranno tutte le situazioni in cui loro sono esentati. Over 70 sono esentati con macchine sotto i 100 cavalli, 110 cavalli, scusate.